Si è svolto giorno 24 alle ore 21 presso il caffè letterario Luigi Pirandello nel Piazzale del Caos una serata e raccolta fondi per l'associazione animalista Amico Zampa Cerri e per il ripristino del caffè letterario incendiatosi qualche giorno fa. Tra gli ospiti d'eccezione previsto il cantante Marco Floris e la Grit Music Band. L'iniziativa è stata presentata da Giuseppe Pumo. Siamo qui, ringrazio chi ci ha ospitato in questa serata, ringrazio il dottore Barone dell'Associazione Il Cerchio, nonché gestore del caffè letterario. Noi siamo la Great Music Band, che è una costola dell'associazione Great Sport Music Event CSD, che si occupa di attività culturali, musicali e di intrattenimento. Qui abbiamo il dottor ingegnere Barone che dirà alcune cose per cui siamo qui questa sera, con lo scopo di dare un contributo sia a un'associazione animalista di cui io ne sono volontario e vicepresidente, e aiuteremo per quanto possibile anche il dottore Barone per causa l'incendio che c'è stato qualche tempo fa, qualche mese fa, è andato parzialmente distrutto. Il tempo e lo spazio non si possono fermare. La stessa sera dell'incendio che abbiamo subito il 12 di agosto di quest'anno, il giorno successivo era programmato un incontro importantissimo su questo palco, addobbato per l'occasione, per un evento importantissimo di carattere musicale, e così lo abbiamo svolto e così il pubblico ha apprezzato la nostra scelta. Il tempo non si può fermare, lo spazio nemmeno. Poi abbiamo fatto altre iniziative di beneficenza come quella di stasera, raccolta fondi straordinaria ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle imposte dirette, perché è giusto fare così, perché bisogna spingere le autorità locali a cercare di capire che la città non vuole che questo caffè letterario Luigi Pirandello si fermi. È stato lo stesso sindaco, anzi, a darci questo input affinché poi tutti si possano muovere sulla stessa linea. La prima associazione che ha contribuito realmente è stata l'associazione di Agrigento John Belushi, con una proiezione durata circa un'ora e mezza, molto intensa e nuova tra l'altro sul mercato, e ha avuto un certo applauso e un certo riscontro di carattere anche economico. Siamo riusciti a riattivare una parte dell'impianto elettrico e una parte dell'impianto idrico, e li ringraziamo. Questa sera abbiamo invece l'onore di avere questo concerto, che più che altro è una serata di intrattenimento in tutti i sensi, affinché il pubblico possa provare il senso dello svago. Qui a 2 passi dalla casa di Luigi Pirandello, siamo a 50 metri, su questo palco meraviglioso, e con il caffè letterario che è una promanazione delle iniziative, perché come diceva oggi il nostro amico Andrea, il caffè letterario non è uno spazio solo fisico, ma è uno spazio mentale che dura ormai da 22 anni e che è pieno di iniziative che cercano di portare sia i turisti sia i residenti sul livello di gusto di tutto ciò che ci circonda. Quindi io vi ringrazio e ringrazio della loro prestazione come dicevo, di intrattenimento, perché il pubblico non attende che altro che questo stasera. Il clima è eccezionale, siamo entrati in autunno da circa un giorno e siamo contenti di iniziare questa ripresa lenta del caffè letterario, perché i lavori saranno lunghi, i danni sono eccessivi. Non è stato nulla di doloso, era di giorno, eravamo presenti turisti di Asti, c'ero presente io che facevo da guida, però ci sono delle responsabilità oggettive, perché purtroppo gli alberi vanno curati
come stiamo noi a essere curati, gli uomini, le donne, gli animali, le piante, e fra queste piante gli alberi d'alto fusto e tra l'altro alberi particolari che diciamo sono alberi di pino che portano sui marciapiedi migliaia, per non dire milioni, di aghi che sono infiammabilissimi. E ciò è stata una causa che stanno appurando le autorità, i carabinieri, la magistratura, però dalle immagini si vede che non appare che le responsabilità oggettive degli enti che dovrebbero badare a queste pulizie. Attento, sarà una figata, sai, come dice Vasco, sorridere dei guai, ed è proprio vero, amico, ormai lo sai, non temere più, tu guarda.